International, visto che siamo già un po' in ritardo, direi di iniziare e per prima cosa ringrazio tutto il pubblico e i genitori presenti e poi, siccome abbiamo diverse ragazze giovani alla prima esperienza di un corso, vi chiedo per cortesia di riceverle con un bel applauso. Facciamo una prova, il primo applauso per voi. Ma visto che saranno importanti, ringraziamo anche la PRS Security. Assolutamente, grazie alla security che ci dà una mano Grazie mille. a far camminare tranquillamente le nostre ragazze. Giustamente c'è un po' di gente stasera ed è bello così. Iniziamo subito a presentare due delle finaliste nazionali che possiamo accogliere con un bel applauso. Bianca Parenti e Ilaria Baradiera. Ricordiamo che alla finale nazionale a Cinecittà tra i vari premi ci sarà 20.000 euro di visibilità per le ragazze, un titolo da baronetta, se non Reale, un titolo reale da per cui, esatto, quindi, ma abbiamo anche un sacco di altri premi molto molto importanti per gli sponsor nazionali, che sarà una sorpresa che diremo alla finale regionale. Giusto, brava Anna, hai studiato. Iniziamo intanto a presentare la nostra bellissima giuria che avrà l'arduo compito di votare le ragazze stasera. So che è un duro lavoro che tutti vorrebbero fare stasera, ma tocca a questi sempre. Partiamo da presidente di giuria, la bellissima Fabiana Fernandez di Fabi Fernandez Boutique. Grazie Fabiana. Ti vedremo poi assolutamente, vedremo sfilare i suoi costumi più tardi nel nostro momento moda e lei siete proprio sottomarina. Paolo Campiglio, presidente di Tacre, grazie Paolo. Alessia Manzardo è stylist e proprietaria del salone Elodie di Schio. Loredana Cisangolo, la nostra make-up artist. Simona Franzoni, titolare del centro estetica Cocoa Fiori di Sacco. E Marco Marangон, il giurato più giovane del Detto ciò, vuoi spiegare come possono e come devono votare i nostri giurati? No, sorpresa. Allora, ci saranno due uscite, la prima uscita sarà in abito elegante, scelto dalle ragazze, perciò vedrete la loro personalità. I voti vanno da 1 a 5, la seconda uscita in costume, dove andremo a votare la fisicità. Abbiamo fatto largo perché abbiamo 17 ragazze, tutte bellissime. Assolutamente, metterò la corona. Prima di iniziare a chiamare le ragazze in abito elegante vorrei farla presentare uno dei nostri sponsor della sera. Suspense, manteniamo ancora. Presentiamo TACLE, gruppo nazionale farmaceutica tra i leader della ricerca medica e scientifica, è un'eccellenza dell'industria italiana. Fondata 125 anni fa come laboratorio clinico, diventata 90 anni fa società per azioni. Oggi è un gruppo internazionale presente in 8 paesi europei. Poiché il Miss Principessa d'Europa è un'importante vetrina del mondo dello spettacolo, per valorizzare salute e bellezza, la società farmaceutica TACLE potrà inserire alcune finaliste come testimonial che identificheranno l'immagine dell'azienda nelle prossime campagne pubblicitarie. Ringraziamo il prestigioso Gianmarco e il suo presidente Paolo Campiglio. Quando le ciance le tante, direi che possiamo vedere le nostre miss in abito elegante, verrà giudicato il portamento e iniziamo dalla numero 1. Giulia Laura Quagliato.
notte piena di magia, le luci brillano solo per te. Sotto i riflettori il mondo Regola numero 3, la giovanissima Giada Tellolli. tutto vostro, yeah. Ragazze splendenti, fate il vostro ingresso. Miss Principessa d'Europa, è il vostro momento. Con cuore e grinta, fate un bel passo. Siete stelle che brillano nel firmamento. Giorgia Colla. Con un passo fate vedere chi siete. La vostra bellezza risplende nell'aria. Con eleganza e stile incantate ogni cuore. Siete uniche, siete fuoco che arde, yeah. Ragazze splendenti, fate il vostro ingresso. Miss Principessa d'Europa, con cuore e grinta, fate un bel passo. Siete stelle che brillano nel firmamento. Non fermatevi mai, seguite il vostro Numero 6, Desiree Cesner. ogni sorriso, un raggio di speranza. In questa danza siete protagoniste, regine di bellezza, brillate sempre di più. Ragazze splendenti, fate il vostro. Miss Principessa d'Europa, è il vostro momento. Con cuore e grinta, fate un bel passo. Siete stelle che brillano nel firmamento. La notte è vostra, fate sentire la vostra voce. Con passione e forza siete l'orgoglio. Numero 8, Ginevra Cagnari. Siete stelle che brillano nel firmamento. La notte è vostra, fate sentire la vostra voce. Con passione e forza siete l'orgoglio. Miss Principessa d'Europa, avanti, siete il futuro, siete magia. Siamo qui per brillare, con il cuore che batte forte, tutti gli occhi su di noi. Stasera siamo le regine della notte. 10, Isabel Rossetti. Restare con la grazia e il nostro stile, ogni passo un'esplosione di bellezza e di passione. Alza le mani, senti l'energia, questa è la nostra notte, siamo le regine. Ogni sguardo è per noi, Miss Principessa d'Europa. 17 anni di Mira. Sotto le luci del palco
di Selma Hayek. E quando il mondo ci guarda, sentiamo il cuore volare. Siamo stelle che brillano nel cielo della sera. Le mani, senti l'energia. Questa è la nostra notte, siamo le regine. Ogni sguardo è per noi, mi spingi. Numero 15, Maddalena Rossi. Siamo all'ultima concorrente in gara, numero 17, Veronica Furlan. Concludiamo così la prima uscita delle ragazze in abito elegante, le nostre 17 ragazze, 16 in realtà perché una manca, per cui passeremo alla seconda uscita delle ragazze che sarà in costume. Iniziamo per cui con l'uscita in costume. Con la numero 1, Nel riflesso di luci colorate camminano fiere regine amate. Sul palco brillano come stelle, la notte vibra sotto la pelle. Tacchi che battono come tamburi, sguardi decisi senza paure. Una storia in ogni passo scritto, una voce che rompe il mito. Si alzano i sogni sulle passerelle, nel cuore tempeste, meraviglie. Sotto la luce si fanno leggenda, Miss Principessa non è una faccenda. Principesse del fuoco e dell'oro, sotto i riflettori danzano ancora. Bellezza che sfida ogni regola, dentro uno sguardo c'è tutta favola. Non sono solo volti. Ovviamente numero 3, Gianna Belloni. Ma fuoco vivo, tempeste buone. Al centro del palco si sente il cuore, battiti d'orgoglio, ritmo e ardore. Dietro ogni sorriso, forza celata, una battaglia dolce mai dimenticata. Amiche e rivali in questa danza, con grinta, stile, tanta speranza. Oltre la gara c'è un cammino, ogni principessa segue il destino. Scorrono immagini come memoria, ogni scatto è un pezzo di storia. Luci e applausi non sono tutto, la bellezza è ciò che hai vissuto. Principesse del fuoco e dell'oro, rompono il buio, creano il coro. Con i tacchi sul mondo lasciano segni, Miss Principessa sogni e regni. Non sono solo volti e corone, ma
Ogni Miss Principessa ha scritto la sua storia.
Ormai siamo in addirittura d'arrivo, manca pochissimo alle premiazioni, ultime premiazioni di questa nuova prima della finale. Passiamo alla fascia stream, chiamiamo la fascia Loredana Cisamolo. La ragazza vince sempre un bonus senza immagine più uno shooting detto da Federico Bolsoni. Vince la fascia stream. Andiamo a fasciare. So che adesso farei sempre di doppia. Buona Fantoni del centro estetico Cocoa, è pregata di venire qui. È pregata come le casse del supermercato. Era desodoratissima. La ragazza riceve un omaggio in prodotto Chiamati Cosmetics e uno shooting hotel da Paolo Pugliese. Vince la fascia Amati Cosmetics per numero 9 Fatima Uffani. Ricordiamo nel frattempo che le ragazze che non riceveranno la fascia per questa sera potranno comunque essere ripescate la direzione generale dai piani alti, diciamo, per accedere alla finale.
Aspettiamo un attimo per non rovinare le foto delle ragazze. Un sorriso. Dai, un sorriso. Chiamiamo, Con gli occhiali per controllare. Se tu vuoi. chiamiamo a fasciare Alessia Manzardo per la fascia sport. La Miss riceve un buono di consulenza d'immagine e un servizio fotografico offerto da Alessandro Asta. Vieni avanti. Grande Ale. Siamo qui. Vince. Che sport, Diciamo che è forte, giusto? Vince la fascia sport numero 7 Giada Musetto. Adesso rimani qui, facciamo fasciare la prossima fascia STEAM. La Miss in questione riceve un prodotto di Amati Cosmetics più un servizio fotografico di Federico Bolzon. Faccio fatica a leggere la mia scrittura. Vince la fascia STEAM. Vince la numero 6 di Re Treviglio. Datevi i buoni degli shooting, fate pure un sorriso perché non so se andrà detto, chi non vince la fascia stasera, ve l'ho detto prima in briefing, abbiamo la possibilità di pescarli e portarli in finale regionale il 20 luglio. Che arrangi perché ho detto 2 minuti fa, non mi ascoltavo. E perché Detto ciò, prossima fascia MDM impianti. Credo che sono occupati, giustamente. Andiamo a fasciare Michele Marcolin. La Miss in questione riceve un buono di consulenza d'immagine più un servizio fotografico offerto da Paolo Pugliese. e vedendo vinto hai fatto anche un bel colpo. Al di là che sono tutte bellissime. Vince la fascia MDM Impianti, la numero prossima fascia Daclè. Premia Paolo Campiglio e la Miss riceve un buono Amazon più lo shooting offerto da Paolo Pugliese. Detto, mi toccava un sacco. Vince La numero, sorridete, se pronto Paolo, vince la numero 5 Irene Renasto.
Allora, fascia Sand Beach Club. Chiamiamo Ilaria Paravera e Marco Violo, sempre perché non capisco la mia scrittura, se c'è. Cercasi Marco. Non c'è? Marco 1, Marco 2, Marco 3, ci sei, alza la mano. Allora, c'è Marco. Allora facciamo fasciare insieme Ilaria Paravera e Bianca Baretti, le nostre due finaliste. Marco, eccolo, vieni pure insieme alle finaliste, sarai accerchiato. Ragazze, vai tranquillo, non ti preoccupare. Vuoi sapere chi ha vinto? Preferenze, sono tutte bellissime. La ragazza riceve un ingresso omaggio di gazebo gentilmente offerto da Sand Beach Club e uno shooting offerto da Alessandro Basta. Vince la fascia Sand Beach Club, La numero 11, Maddalena si è portata i parenti da casa. La prima è alta 1,95 Facciamo un applauso a Marco che ha potuto fare la staffetta e la ringraziamo. passiamo alla vincitrice della serata. Ci siamo. Che volerà direttamente alla finale nazionale a Cinecittà a Roma 13 settembre, ma aspettiamo comunque alla finale regionale per vincere il calendario di Vogue Top Model. Vi ricordo che chi non prende questa fascia comunque cercheremo di portarla a Schio. Chiamiamo Fabi Fernandez Boutique a premiare. La ragazza riceve coupon gentilmente offerto da Fabiana e servizio fotografico offerto da Federico Bolson. Chiediamo le miss lo stesso Chiamiamo impianto. ovviamente anche le nostre finaliste per mettere la corona. Chi vince stasera? C'è la numero 13, Selma Ashton. I walked through fire, I danced in rain, tasted thunder, swallowed pain. Every scar a story told of dreams that never did grow old. They said I'd fall, I'd break, I'd bend, but here I stand, I won't pretend. I gave it all, I took the test, and now I rise among the rest. 'Cause I was born for the moment. Bravissime, bellissime. Ovviamente ringraziamo tutte le miss presenti. Ragazze, ovunque con le mollette che vedete con te, verrete cercate per andare a Schio. Sarà libere il 26 luglio e a partire di quel giorno vi invitiamo. Facciamo un po' di foto, voi uscite per il foto. No, andiamo dove c'è il partner di... Ringraziamo tutti i presenti e vi aspettiamo alla regionale del 26 luglio a Schio Podere La Torre. Ringraziamo a tutte le miss, a tutto il pubblico, ai genitori, a Mario, grazie. E vi lasciamo la serata con Francesco Capodanno.
Amici di Ferro Team, tappa conclusa. Oggi facciamo le cose diversamente perché non parto dall'ultima ma parto dalla prima, che è la nostra Selma. Selma, complimenti, hai vinto Miss Principessa d'Europa tappa qua al Sand Beach. Sì. Stupenda come sempre, sfilato bene come sempre, di te sappiamo tutto, dici qualcosa che ancora non sappiamo. Non lo so, cosa potrei dire? Tra l'altro mamma anche di una splendida cucciolata di gatti che ormai saranno anche cresciuti, penso. Sì, sono cresciuti, sono diventati belli grandicelli. Amori. Ad aprile ho fatto il compleanno alla figlia della mia gattina. Amore. Molto carina, ho anche il video. La Selma, come potete vedere, oltre che essere una splendida ragazza, ha anche uno splendido cuore. Pronta per la finale regionale? Sì, solo che io non ci potrò andare, a quanto pare. Ah no? Ah no, quindi vedremo come va. Godiamoci questo momento, Esatto. e vediamo se ovviamente si riuscirà a fare qualcosa per riuscire a farti andare. Esattamente. Selma, io ti ringrazio e ti congedo e ci vediamo, si spera, in finale regionale. Grazie a voi e buona serata a tutti. Amici di GD Ferro Team, siamo qui anche con la seconda classificata Miss Principessa d'Europa Sand Beach Club, la nostra splendida Mora che ora si presenta per noi e al nostro pubblico. Ciao a tutti, sono Maddalena Rossi, ho 16 anni, vengo da Campagna Lupia e niente. E ci scusiamo tutte e due per le urla, ma purtroppo qua al Sand è iniziata la serata, quindi per questa sera va così. Noi con lei ci vedremo nella finale regionale e alla prossima Miss. E siamo qui anche con la prossima fascia di Miss Principessa d'Europa. Noi abbiamo Miss Amati Cosmetics, questa bellissima ragazza con questo riccio che è quello che vogliono farsi tutte d'estate, ma non riesce mai a nessuno, tu ce l'hai naturale, pensa un po' alla vita come va. Ma ora presentati il nostro pubblico, nome, età, da dove vieni e hobby. Ciao a tutti, io sono Fatima, ho 16 anni, provengo da Castel San Terme in provincia di Bologna e il mio hobby è disegnare abiti perché sono molto appassionata del mondo della moda, infatti sono molto felice stasera di aver vinto la fascia e di aver partecipato a Miss Principessa d'Europa. E noi ti ringraziamo e ti facciamo ancora i complimenti e noi passiamo alla prossima fasciata. E con la prossima fascia di Miss Principessa d'Europa Dacle SA abbiamo Irene Renoso, l'abbiamo già vista, rivista, sappiamo tutto di lei. Dici qualcosa che non sappiamo. Allora, qualche novità. Vai. Nell'ultimo periodo sto piano piano raggiungendo il mio sogno di lavorare nel mondo della moda. Infatti ho avuto la possibilità di partecipare a anche dei format televisivi su Sky, su Mediaset Infinity, quindi queste sono un po' le novità. E in futuro vorrei continuare in questo ambito, infatti sono molto curiosa di tutte le cose belle che mi porterà questa fascia. Bene, diciamo che si sta realizzando finalmente il tuo sogno di dire che lavoro fai la modella, non più la accompagnatrice turistica, e questo ne siamo orgogliosi. Esatto. Scusate. Complimenti Irene per aver raggiunto in parte già i tuoi obiettivi e ti auguriamo di rincorrerli sempre di più. Noi ci vediamo alla regionale e alla prossima Miss. Miss Principessa d'Europa fascia sport, abbiamo un'altra splendida Mora che si è sfidata qua al Sand Beach con le sue compagne. Anche tu hai vinto, come ti senti? Beh dai, emozionata. Emozionata. Pronta per la regionale? Sì, pronta. Le vedo tutte molto agguerrite, ma raccontaci un po' di te, chi sei, da dove vieni, quanti anni hai e hobby? Allora, io sono Giada, tra meno di un mese faccio 15 anni e vengo da Mogliano Veneto in provincia di Treviso e niente, sono molto appassionata di moda e spero un giorno di sfilare per grandi brand e spero soprattutto di avere un mio brand personale di vestiti. Bene, noi te lo auguriamo molto, ma noi adesso la salutiamo perché abbiamo le ultime Miss. Noi siamo qua con la nostra ultima Miss che è Miss Compon Service e abbiamo questa splendida ragazza, la numero 1 tra l'altro. Tu sei stata quella che ha fatto da apripista al tutto il concorso. Come ti sei sentita a dover avere tu l'onore di aprire le danze? Allora, ero nervosissima perché essere la prima è una cosa che comunque ti crea un po' di disagio perché sei la prima che sbagli, sei la prima che guardano e la prima che giudicano, quindi un po' di nervoso ti viene. Però per il è andata bene, dai, è andata bene. Comunque non si vedeva per nulla che eri nervosa, sei stata anche molto brava a parere mio e ti sei sicuramente meritata la tua vittoria.
Noi passiamo a un'altra ragazza e un'altra Miss Principessa d'Europa fascia STEAM è qui con noi, un'altra fasciata delle nostre Miss. Raccontaci un po' di te. Beh, mi chiamo Isabel Rossetti, ho 17 anni, abito a Treviso e il mio sogno è diventare modella. E abbiamo iniziato anche da qua o avevi già fatto altre cose? Ho fatto altre 2 tappe, una a Castelli di Romeo e Giulietta e l'altra a Antica Masseria. Noi ti auguriamo di poter proseguire, magari anche di prendere qualcosa in regionale, ma noi adesso dobbiamo proseguire con la prossima Miss. E un'altra fascia Miss Principessa d'Europa, la fascia di STEAM, abbiamo una bionda, non mi sembrava, abbiamo avuto poche bionde in questa tappa, poche ma buone, raccontaci un po' di te. Io sono Desiree Kreiner, vengo da Trieste, ho 19 anni, ho appena finito il liceo scientifico e vorrei proseguire il mio percorso di studi in scienze politiche. Infatti un giorno vorrei riuscire a lavorare in quest'ambito e a lottare per i diritti delle donne, ovviamente oltre la mia altra grande passione, ovvero sfilare. E noi te lo auguriamo, anche perché sai che quando si diventa modelle si può anche portare dei bei messaggi nel mondo. Io ti auguro di riuscire a far sì che questi tuoi 2 sogni riescano a realizzarsi insieme, perché te lo meriteresti davvero molto. Grazie. Noi passiamo alla nostra ultima Miss. Miss Principessa d'Europa MBM Impianti, abbiamo questa splendida ragazza, occhio azzurro, ricciolo moro, bellissima, che ha vinto anche lei questa sera la fascia. Raccontaci un po' di te, chi sei, da dove vieni, quanti anni hai e i tuoi hobby. Buonasera a tutti, sono Veronica e vengo da Oriago in provincia di Venezia e ho 17 anni e mi piacerebbe diventare una modella. Nella vita invece cosa fai attualmente? Studi? Sì, sono una studentessa, studio all'Istituto Alberghiero. E poi manca poco, 17 anni, in teoria ti mancherebbe un annetto. Vado in quarta. Vai in quarta, quindi dai, gli ultimi 2 anni poi hai finito e ti puoi dedicare completamente alla tua carriera da modella. Pensala in un lato positivo. L'alberghiero ti insegna anche un po' il portamento quando vi fanno fare sala, che dovete stare tutti dritti. Faccio accoglienza. Fai accoglienza. Receptionist. Quindi meglio, perché così tu quando farai le interviste sai già le lingue, sai già come presentarti davanti alle persone. Ogni scuola ha la sua utilità dopo nel mondo della moda, va detto. Noi ti salutiamo e ci vediamo in regionale. Va bene. Vedo che siamo al 7° cielo. Siamo contenti perché è stata una serata meravigliosa, secondo me. Sì, caotica. Ma noi siamo 7° cielo perché è finite tutte le tappe. Sono finite Ma infatti, Amicizie di Ferro Team, ragazze, sono ufficialmente finite le tappe di Miss Principessa d'Europa. Però mancano la regionale e poi si andrà in nazionale, si farà il resto del percorso. Ma ovviamente le iscrizioni sono anche già aperte per il prossimo anno, quindi per chi volesse possono già scrivere e verranno già accolte per le prossime tappe che inizieranno. Allora, diciamo che tante Miss quest'anno hanno perso un'occasione nel venire da noi perché siamo simpatici, visto che hai detto che corre voce qua che siamo simpatici, corri voce che ci si diverte anche. Esatto, sì. Mi ero anche preparato un discorso sul principe. No, me lo sono già dimenticato. Ambra lo sa. No, su cosa siamo come principessa, come STEAM, com'è il nostro ambiente e tutto quanto. Non me lo ricordo. Un ambiente sano, che è la cosa più un ambiente anche familiare d'amicizia, quello che sento molto dalle Miss. Sì, è vero, assolutamente sì. Infatti ci L'altra abbracciamo cosa- sempre alla fine, dopo le premiazioni, hanno tutti gli abbracci anche tra di noi. Qualche Miss che si emoziona. Quella è bellissima. Poi io avevo già le lacrimucce prima per la vincitrice perché aveva le lacrime, io sono emotiva da morire, cioè se vedo una piuma cadere male piango. Esatto, cioè. Però secondo me erano anche un po' lacrime anche perché dici finalmente è finita, non devo più organizzare tappe, non devo più diventare matta. No, per me non è vero perché abbiamo ferie ad agosto invece no. Esatto, ad agosto abbiamo già trovato la location, organizzare il primo casting 2026 in un'altra location interessante. Quindi poi le ferie no. Sì, certo. Qualcosina sì, però con la mente mai, perché alla fine macini sempre i piccoli neuroni con la che mente corrono bisogna si sempre allenano. fatturare, abbiamo capito, Miss Principessa non si ferma mai. Fatturare è una parolaccia. Non so cosa vuol dire. Vabbè,
Si fa per dire, ma in realtà Però le idee sono, noi non ci fermiamo con le idee, nel senso c'è questo casting che faremo in una zona balneare, ci sarà, non mi ricordo più il nome, pensate come sono messo. Chi cosa? Fabiola, i costumi. Fernanda, Fabi, Esatto, Fernanda. che ci seguirà su questo casting. tra l'altro costumi stupendi questa ragazza fa. No, sono una favola. Ne arrivano sempre di nuovi, io la vedo ovviamente su Instagram, infatti seguitela su Instagram ed lei sembra molto appariscente, no? Ma è di una semplicità, semplicissimi e sono È stupendi. di una Damiano da morire per questa che cosa. No, E ma i costumi che propone sono bellissimi. Sì, no, sono tanto belli. E cosa diciamo? altro dire, ragazzi? Noi abbiamo finito le tappe per quest'anno, per l'anno prossimo abbiamo tantissime novità perché Tanti, tra cui Esatto. Ma di questo ne parleremo alla finale Bravissimo. regionale. Esatto. Noi teniamo le sorprese da dare un po' alla volta, così teniamo anche l'attenzione del pubblico. Ma io ora direi che li salutiamo, concludiamo queste tappe e ci vediamo in finale regionale, dove ci faremo anche svelare i segreti del prossimo anno per Miss Principessa d'Europa. No, quelli no, però ringrazio, sono simpatico. Ma Miss Principessa d'Europa si merita anche qua. Ringrazio Mario che è straordinario, ringrazio tantissimo Giulia. Con l'occasione ringrazio anche Beatrice che stasera non c'è, però fa parte della famiglia Lei è una nostra colonna portante, va detto. come tutte voi. Vi ringrazio e vi aspettiamo. Ci vediamo il 26 Assolutamente. luglio. Allora. Io ringrazio voi per volerci sempre e amici di Gilifero Team, dal sandwich Miss Principessa d'Europa è tutto. Noi tre probabilmente ci rivedremo alla finale regionale. Un bacio e buonanotte! Ciao!